Immaginavo di essere un'immensa pianura gremita all'inverosimile di tutti gli italiani, 24 milioni di italiani. Improvvisamente si sentono l'urli di tamburo e squilli di tromba. Come inizia il nostro inno? Vogliamo sentirlo? Tamburo e la tromba, che si ripetono. C'è un allarme, lo sguardo della gente è colto, va su un punto della pianura in cui c'è una figura meravigliosamente vestita che alza le braccia e pronuncia la parola fatale. Questo movimento dello sguardo e questa figura è rappresentato da questo raccordo in cui Novaro scrive da suonarsi con vibrato. Sentite che meraviglia. Doppia battuta d'attesa e poi l'annuncio in partitura, forte con molta energia. Il nostro inno non è un balbettio, è un invito, bisogna chiamare 24 milioni di straccioni a prendere le armi e a conquistare la propria libertà. Senta che espressione. L'ha fatto con il piano. Poi secondo me Novaro mette un punto di genialità, 4 note ribattute velocissime che sono l'effetto di quelle parole sul cuore della gente. Pum, pugni sullo stomaco, la scossa. E adesso c'è una cosa straordinaria, il nostro è l'unico inno nel quale agiscono 2 protagonisti, una voce che annuncia e un popolo che risponde. Nella partitura, mentre prima c'era forte con molta energia, adesso c'è pianissimo e molto concitato, il popolo è incredulo, ha paura di quell'annuncio e non può far altro che ripetere quelle parole, concitato, mettiamo un punto interrogativo dopo ogni frase, sentite. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, ancora c'è paura. Sentite. E poi il miracolo, il popolo si convince, è pronto ad andare alle armi, Novaro scrive in partitura, crescendo e accelerando fino alla fine. Si vada e aggiunge quel sì che non c'è in poesia, ma che bisogna gridare, che dice lui è il suggello del giuramento finale. Il nostro finale è meraviglioso. In 40 secondi c'è il nostro risorgimento.